Intanto buonasera a tutti, benvenuti. I ringraziamenti sono già stati fatti, io li rinnovo in breve. Solitamente parto iniziando il discorso con una provocazione. Faccio sempre così. Se per grazia di Dio, oggi, nostro Signore permettesse a Francesco Puddu e Maria Magia, abitanti di Villa San Pietro, vissuti nel 1880, di poter scendere nuovamente sulla terra per la festa di Sant'Efisio, quando Sant'Efisio sta arrivando in paese. La prima cosa che sorprenderebbe questi personaggi è quanto è cresciuto il paese. La chiesa antica è rimasta quella che è, la chiesa nuova non la riconoscerebbero perché non c'era, però la sorpresa più grande è che non riconoscerebbero gli abitanti del paese, perché pensano: non è che siamo arrivati in Pakistan, non è che siamo arrivati in Giappone, in Cina, perché il vestiario non è lo stesso che hanno lasciato quando nostro Signore li ha portati in paradiso. Se gli ha concesso 3 giorni, io credo che subito si sentirebbero spaesati e tornerebbero in paradiso. Questa mia provocazione nasce dal fatto che solitamente quando vediamo questi grandi raduni folcloristici, gli abiti non sono quelli di una volta. Alle sette, ai damaschi, ai brocati, all'orbace, al lino, al cotone c'è stata una sostituzione di plastica, e questo non è bello. Non è bello perché questo sminuizza il vestiario. Quello che mi sorprende di più è anche questa folclorizzazione forzata. L'abito, come diceva Irene, era un riconoscimento. L'abito in quel caso faceva il monaco, perché da quell'abito tu capivi se possedevi moneta, se eri proprietario, perché non ti potevi permettere di andare in giro vestito con delle sette, con dei brocati, se non veramente appartenevi a quel ceto sociale. Anche perché se lo faceva veniva subito cantato a gocciusu, perché immaginate, non gli si addiceva un abbigliamento. Oggi è diverso, perché uno semplicemente può vestire con gli abiti che vuole, che in questo caso non è riconosciuto come biglietto da visita. Quando Irene è venuta a interpellarmi, mi ha chiesto: Ignazio, mi piacerebbe ridare lustro al mio paese. Intanto è da sfatare una cosa. Nel 1880, come ho detto prima, preso come riferimento per quell'evento immaginario di quella coppia, Villa San Pietro era Santo Vedrebula, era un piccolo sobborgo di Pula. Come vestivano? Avevano un'identità ben precisa? No, assolutamente no. Quando si prende in esame un abito da ricostruire, se non ci sono dei capi originali, chiedo sempre: fate riferimento ai paesi che avete vicino. Ma noi non ci siamo trovati niente, noi vogliamo un costume che identifichi il nostro paese. No, non esiste. Non esiste, perché un paese non è un convento dove si rimane chiusi. Un paese vive di commercio, vive di scambi, vive di matrimoni. E i matrimoni non avvenivano soltanto con gli abitanti del proprio paese. Ecco allora che poi c'era anche un altro modo perché ci fossero questi scambi. Gli artigiani che confezionavano gli abiti.
Solitamente, io faccio sempre l'esempio, oggi qui tutti noi siamo vestiti uno diverso dall'altro. La foggia è la stessa, il pantalone, il jeans, però siamo tutti diversi. Anche allora era così, la foggia era quella, ma immaginate un inconveniente se io oggi devo andare ad un matrimonio e mi trovo uno vestito uguale, ci rimango un po' male, vado subito a cercare di cambiarmi. La stessa cosa era come oggi. Uno andava a cercarsi le stoffe più disperate nei posti più improbabili, in modo che, non so, il suo vicino di casa non ci potesse arrivare. Ritornando alla ricostruzione dell'abito di Villa San Pietro, quando ho detto di guardare fuori dalle proprie mura, quindi Villa San Pietro confina con San Roque e con Pula. Ho visionato le immagini fotografiche di San Roque come quelle di Pula, se non che dietro ci fosse il nome e il cognome della persona e la provenienza, avrei detto, cioè mi sarei trovato a non poter dare un'identificazione geografica perché gli abiti erano uguali. Quindi che cosa cambiava? Niente, cambiava soltanto il particolare del sarto, della sarta, che gli ha dato dei connotati personali, ma gli abiti erano identici. Poi mi sposto ancora a vedere, ad esempio, con chi confina Pula. Pula confina con Domus de Maria. Guardando i costumi di Domus de Maria, era palese che Pula, come Villa San Pietro e come San Roque, aveva dei contatti, gli stessi che poi ritroverò anche a Teulada, con delle varianti, perché Teulada si affaccia anche al Sulcis, e quindi troverò dei connotati che identificano appunto lo scambio con la popolazione sulcitana. Quindi ci sono soltanto dei piccoli particolari che identificano la provenienza di Pula, cioè la provenienza di Villa San Pietro. Intanto il capo, se è stato trovato qui, dargli anche un tracciato storico, a chi apparteneva, chi erano i parenti prossimi di questa persona, e poi iniziare appunto il percorso di ricostruzione. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei capi originali e quindi anche da lì poter andare sul sicuro per la ricostruzione. Immagini fotografiche, immagini pittoriche, quando si trovano anche questi particolari. Anzi, siamo anche più fortunati, perché se sono pittoriche la maggior parte hanno anche dei colori, cosa che invece non avviene con le fotografie, che solitamente, anzi non solitamente, sono in bianco e nero, perché il periodo è quello. E quindi anche lì come fare per dargli un colore, per capire come muoverci. Intanto credo che non tutti possano avere questa lettura. Uno può prendere sì una fotografia, trovare un parente e dire ha un grembiule così, ha uno scialle così, ma che colore è? Quindi uno deve capire, deve interpellare persone che stanno nel campo per poter capire da un bianco e nero, di tracciare bene o male quale poteva essere il tessuto e anche il colore. In questo campo diciamo che mi sono un pochino potuto sentire fortunato, perché ho avuto dei documenti che mi potessero permettere di vedere anche il colore del tessuto. Io prima di parlare dell'abito in sé vorrei vedere delle immagini, anzi vorrei farvi vedere delle immagini. Allora,
Se uno si trova un'immagine del genere, in bianco e nero, non ha altre immagini, no? Ha soltanto questa nonna con queste nipotine. Cosa vede qua? Vede questo grembiule che gli dai vedi appena appena delle macchie. Magari per un profano può sembrare un tessuto maculato così, non per me o per la dottoressa Contu o per altri che sono nel settore. Riconosco subito che quello è un brocato, qui in Campidano veniva chiamato agravellus, perché il tessuto ha un genere di tessitura dove sono presenti appunto questi garofani, ed era un tessuto comune in tutta l'area sarda, in Campidano specialmente. Poi vedo una gonna, non vedo nessuna balza, posso dedurre che è una gonna di Abodrau. Viene chiamata appunto Abodrau per il tipo di tessuto. Il tessuto c'è subito da sfatare una leggenda, che è quella che dicasi proveniente dalla Francia, da Bordeaux, col termine Abordau. Niente di tutto questo. Il tessuto viene chiamato Abordau perché in italiano viene chiamato bordato, il tessuto a strisce listellate così viene chiamato bordato. Il sardo sardizza appunto il termine, e quindi quando va dal negoziante dongomi degudar roba de Bordau, quindi si farà una gunneda de Abordau, ma non perché viene da Bordeaux, perché il tessuto è bordato. Da sfatare che sia un tessuto di provenienza francese, Alciator parla di una fabbrica di tessuti bordati appunto a Cagliari. Per fortuna, però non menziona nel posto, non menziona niente. Per fortuna poi passo da un argomento all'altro, però è giusto, per fortuna ho individuato la fabbrica di questi tessuti che stava a Cagliari. Questi sono documenti del 1844 dove attestano appunto che c'era una fabbrica di bordati tenuta da questo signor Luigi Roger, che era un industriale svizzero, che tra l'altro poi ho scoperto che tutta la sua parentela, o meglio si sposa a Pula con un'altra famiglia nobiliare, e fino a poco tempo fa era ancora presente in territorio questa famiglia. Lui a Cagliari ha questa fabbrica di bordati, ma non è soltanto questo a strisce così. Il bordato, erano tante varianti di bordau. C'era il bordato e il bordatino, quello con le strisce più sottili. In tutte le documentazioni anche di viaggiatori del periodo, ad esempio il Valle 7 circa, fa una panoramica degli abiti sardi, però non menziona assolutamente il bordau. Questo mi fa pensare che ancora non fosse in uso. Anche perché, vi faccio un altro esempio. Lawrence, famosissimo scrittore inglese, famoso per l'amante di Lady Chatterley, viene in Sardegna e viene a Cagliari. Viene a Cagliari nel 1927 all'incirca, 100 anni dopo, e si trova a passeggiare per le vie di Cagliari. Lui è a braccetto con la moglie e rimane impressionato nel vedere la figura di queste contadine con il corsetto stretto e queste gonne che affluiva la striscia praticamente nel plissare la gonna,
vedete che è fatta a strisce rosse e blu, nel plissare la gonna veniva ammortizzata tutta dalla parte blu. E lui nota, proprio lo descrive alla perfezione, nota questa contadina che come ondeggiava nel camminare paragona appunto la coda di un pavone e rimane colpito appunto da questo tessuto. Tant'è che poi nelle stradine della Marina troverà un negozietto dove vendono questa stoffa e lui la identifica, la guarda alla perfezione, vede anche la trama bianca che c'è tra una striscia rossa e una striscia blu. Rimane colpito e ne compra un taglio di stoffa per farsi un vestito alla moglie. Il prezzo, guardate bene, c'è anche il prezzo, costa 13 franchi. Adesso vi voglio fare un esempio. Subito dopo lui va al mercato e rimane colpito da delle uova che vendeva una contadina, rimane colpito dalla grandezza di queste uova e chiede il prezzo. Un uovo costa 1,5 franchi. Adesso il paragone: 1 metro di stoffa costa 13 franchi, un uovo 1,5 franchi, quindi era una stoffa che non aveva tanto valore. Era una stoffa contadina, era una stoffa di cotone. Sicuramente non nasce subito per essere una stoffa importante, ma quasi una stoffa domestica, una stoffa paesana. Tant'è che le prime non nascono plissate, ma nascono soltanto grinzite e larghe. Quindi, come dicevo prima, il Valéry non menziona appunto l'uso di questo tessuto. Il primo riscontro che ho di questo tessuto mi è dato appunto dalla vendita di questo bordato del 1845, dove mi viene proposto un piccolo campionario dove c'è un prototipo appunto del bordato. La striscia rossa non sarà larga quanto quella finale, ma sarà più sottile. Era proprio un prototipo di bordau. E anche qui viene chiamato bordato. Quindi, per far capire che il termine non era quello appunto che gli si voleva attribuire per provenienza da Bordeaux. Ritornando alle immagini, qui vedo una donna con delle maniche di una camicia lunga a mo' di polso largo, stretto quasi al polso, e poi si allarga per tutto il volume della manica. Riconosco una camicia, lo stesso, che ha una sorta di, in sardo viene chiamato a prafallo, questa sorta di grinzitura appunto dato al collo. Poi vedrò un grosso fazzoletto, riconosco che è uno scialle perché vedo delle frange che gli ricadono sugli avambracci. Questo è uno scialle. Solitamente può essere confuso per un velo, ma in questo caso assolutamente è uno scialle damascato in seta, qui è chiaro. Poi un'altra cosa che vorrei farvi notare: come vestivano le bambine, una cosa da non tralasciare. Le bambine e i bambini vanno vestiti da bambine e bambini. Il primo abito, le bambine, meglio, le ragazzette, lo indossavano quando bessianta a baga di Eddasa. Il primo ingresso in società, loro avevano il primo costumino, chiamiamolo così, il primo abbigliamento sardo, altrimenti erano vestiti con queste vesti bianche chiamate bambine Eddasa, ed era difficile anche identificare il sesso del bambino, perché anche i bambini avevano queste sorte di casachine bianche o di colori chiari. Andiamo avanti. Ecco,
Qui ci troviamo in quello che sarà il prossimo lavoro. Qui ci troviamo nella figura di un uomo che ci sorprende intanto per il copricapo, il cappello. Solitamente noi immaginiamo l'uomo con la berritta e invece qui ha il cappello. Non è una cosa astratta, una cosa montata a dovere o un vezzo suo. No, il cappello veniva usato, era sicuramente di influenza spagnola, non sicuramente, è di influenza spagnola. Sotto il cappello, da dietro, vediamo due corna. Un profano dice: che cos'è? Non è altro che una sorta di fazzoletto, una sorta di bandana, proprio come mettevano la bandana agli hippie, insomma, legato dietro, e serviva appunto per reggere, per tenere i capelli, che non è altro poi che un altro modo più recente, questo, di legare i capelli della rettina spagnola. Ci sono delle immagini bellissime anche della collezione Luzietti, dove è evidente che non è più un fazzoletto ma è una rettina proprio che reggeva i capelli alla maniera femminile, insomma, che magari siamo abituati a vedere noi, però anche l'uomo usava la rettina. In questo caso ha il cappello, una sorta di borsalino, chiamiamolo così, questo è prova che non è soltanto Teulada che ha il cappello. Teulada è uno di quei paesi, per fortuna, che ha saputo mantenerlo. È bene che sia così. Però il cappello era presente in tutta la Sardegna. Ha un corpetto rigido e aderente. Un'altra cosa che dobbiamo sfatare è che gli abiti siano personali. Gli abiti devono aderire. Perché si chiama corpetto? Perché deve aderire al corpo. Giustacuore, stesso termine, giustacuore, giusto al cuore, deve essere aderente. Quindi non queste cose larghe che vediamo prestate o prese in affitto, ancora peggio. Ha un corpetto con una bottonatura fatta da delle monete. Sono delle monete tenute da una catenina in argento, sono delle monete anche queste in argento, e servivano appunto per sostituire il bottone che chi si poteva permettere il bottone in filigrana era ancora più avvantaggiato, però altrimenti c'era anche questa opzione di avere questa moneta al posto del bottone. Poi notiamo c'è un chiaroscuro tra il gonnellino e il corpetto all'altezza della vita. Ecco, quella non è la cinta del gonnellino, ma quello è proprio un cinto a parte. Viene chiamata carrighera perché imita la cartucciera del cacciatore, chiamiamola così, però è proprio un cinto a parte. Ha una giacca di stile europeo, chiamiamolo così, che era comune anche alla moda europea, insomma. Il classico gonnellino, appunto, a crazzone di arroda, e poi il mutandone, che era in bianco, poteva essere di cotone o di lino, e le ghette scrazzasa, che appunto servivano per proteggere la caviglia. Questo, ripeto, è un'iconografia molto importante per riconoscere un abito tipico del paese, perché l'abito maschile è quello che si è perso per primo. È raro trovare dei pezzi originali maschili, perché l'uomo parte a fare il militare, parte in guerra, quando rientra
raramente si rimette la scomodità, in questo caso, di rindossare un abito. Quindi l'uomo sarà il primo a dismettere l'abito sardo. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è una bellissima rappresentanza di cantadori sardi. Scantadori erano degli improvvisatori e si ritrovano a cantare insieme. Quello che vediamo sulla vostra sinistra, o meglio sulla vostra destra, è un cantatore di Pula. Anche lui ha un cappello. Poi troveremo un selargino, troveremo un ugastedaio, questo al centro con la berretta frigia, che era una sorta di fez, chiamiamolo così. Poi troveremo un altro campidanese e poi questo che se non sbaglio era Teuladino di Terreseu, adesso non ricordo bene la provenienza, però è vestito tipicamente alla Teuladina o a Sammaurreddina, chiamiamolo così. Andiamo avanti. Ecco, qui ci troviamo nuovamente con lo stesso dilemma. Come è vestita questa donna? Qui ha un grembiule molto simile a quello che abbiamo riprodotto, perché non vediamo più il chiaro scuro del grembiule. Intanto c'è da sfatare una cosa, non lo chiameremo più grembiule, lo chiameremo, come viene chiamato qui in zona, fascadroja. Fascadroja. Cosa vuol dire questo fascadroja? Perché lo chiamano fascadroja? Fascadroja, avvolgere. I bambini venivano fascauso, venivano fasciati. Quindi il termine fascadroja significa appunto mettere un qualcosa che avvolga l'immagine, cioè i fianchi della donna. Pensate, lo stesso indumento nella zona del Campidano di Cagliari, verso Selargius, Quartu, viene chiamata invece imboddia. Imboddia fascadroja. Imboddia. Fascadroja avvolgere, imboddia la stessa cosa. Imboddia, imbodicai, avvolgere. Quindi diamo anche i termini giusti a ogni capo. Quello si chiamerà fascadroja. Qui vediamo un primo accenno di bambina folcloristica. Evidentemente la zia o la mamma ha voluto premiarla facendogli indossare una fascadroja da adulta, perché si vede che gli fa da gonna, quindi non è da prendere in considerazione questa immagine per una eventuale ricostruzione. Qui abbiamo visto lo stesso, la camicia ha le stesse lunghezze, il fazzoletto sempre annodato e questo scialle sempre presente. In questo caso è più scuro, quindi anche più riconoscibile ai colori che abbiamo voluto dare a questo scialle. Andiamo avanti. Questa signorina, buonasera. Qui è riconoscibile appunto il grembiule fascadroja, che è sempre in brocato. Andiamo avanti. Ecco, quando parlavamo di essere fortunati nel trovare anche delle immagini pittoriche che non sono da tralasciare, perché sono importanti per eventuali colori da adottare per la ricostruzione di un abito. Qui ci troviamo con questo Giovanni Battista Quadrone che viene in Agro di Pula a fare i suoi ritratti. Qui è riconoscibilissimo un abito di Pula, dalla sua gonna importante, la gonna di alto valore economico, che qui viene sostituita in buono dalla gonna di Abodrao. Se la gonna di Abodrao veniva considerata anche
diciamo, economicamente di basso costo. Qui invece ci troviamo con una gonna di panno, lo scarlatto, era una stoffa costosissima, con una balza di brocato. Neanche a farla apposta, per fortuna, ne esiste un esemplare al museo di Nuoro, proprio su questa foggia, la gonna di panno e la balza di brocato verde. Bellissima anche la rappresentazione qui dell'uomo con il cappello, e un altro particolare, un residuo de Sasteveddi, che praticamente è quella sorta di vestaglia di pelle, ce lo riporta nelle ghette, che sono rimaste di pelle. Poi vi faccio notare un'altra cosa, tenete in mente quel corpetto rosso che usa il cavaliere. Andiamo avanti, ecco, osservate bene questa immagine, il corpetto. Stranamente, perché se noi guardiamo oggi il corpetto che ha adottato Pula, lo troviamo blu, e neanche di questa fattura. Però se ritorniamo indietro e guardiamo l'immagine di quel vecchietto col cappello, ha la stessa struttura sartoriale. Questi baveri è così? Ecco. Andiamo avanti. Qui vediamo lo stesso immagine del quadrone, questa donna che scende da questa carrozza. Ancora un'altra variante dell'abito maschile è quello che noi vediamo lì, che sembra un corpetto bianco. In origine è una Steveddi, è una sorta di gilet in pelle di agnello, di agnellino, perché doveva essere di primo pelo, rivoltata, la parte del pelo praticamente sta all'interno, invece la parte con la pelle viene all'esterno. Anche questa è un'altra foggia da dover ricostruire per un eventuale abito maschile. Andiamo avanti, ecco, qui ci troviamo con la vecchia di Pula. Ritroviamo la base della gonna che abbiamo visto prima con l'abito del quadrone. Ritroviamo la base di panno rosso con questa piccolo nastrino di velluttino o nastro di seta nero. Poi troviamo una prima originaria del Savascadroja. Se non si nota, anche questa qua è verde, non è nera, è un verde scuro. Qui la vediamo verde profilata di un nastro di seta giallo. Guardate i volumi del nastro. Poi vi farò vedere anche l'evoluzione appunto del Savascadroja. Nasce come un semplice rettangolo, dove viene praticamente bordato con questo nastro, servirà appunto perché il tessuto non strammi, poi diventerà ornamentale. Però prima ha proprio una primitiva forma di Fascadroja. La vediamo con una manica, questa volta con un polsino aderente, tipo maschile. La camicia non avrà più sovraffaglio, o meglio, non ha ancora sovraffaglio, ma è sempre tenuta da 2 bottoni. Lo scialletto per coprire il petto, che viene chiamato perra. Viene chiamato perra perché perra, in spagnolo perra significa metà. Quindi una perra era praticamente un fazzoletto che tu dividevi in 2, e una perra a me e una perra a tui. Quindi quella perra, quella metà, diventerà il nome del fazzoletto appunto che si metterà sul collo. Ha lo stesso Nuciponi,
E poi vi farò notare il tipo di fazzoletto. Che cos'è questo fazzoletto? È un fazzoletto in cotone, un fazzoletto in cotone stampato che viene chiamato solitamente o Mukadori Mannu per i suoi volumi, oppure anche Mukadori Danao. Mukadori Danao perché? Perché una variante di questi fazzoletti solitamente era viola, scuro. Il colore viola, in sardo, si dice appunto Tanao. Ecco perché su Mukadori Danao. Il fazzoletto viola. Ok? Andiamo avanti. Ecco. Qui invece siamo un pochino più indietro come periodo. Questi sono due acquerelli, uno maschile e uno femminile, che purtroppo sarebbero dovuti stare qui in Sardegna, ma sono andati per altri lidi. I costi che chiedeva la proprietaria erano esosi, quindi il museo non li ha potuti comprare. No, non voi, erano stati proposti al museo di Sassari. Per fortuna c'è stata una persona che ha cercato di fotografarli prima che prendessero altri lidi. Qui è rappresentato appunto il maschile e il femminile, dove è presente appunto, guardate bene il fazzoletto, che è lo stesso che indossa la vecchia di Pula, un Mukadori Danao. Vedete? Indossa una vasca d'roggia. Anche qui ha la parte centrale verde, un brocato bianco, la gonna è di panno bordata con questa balza di brocato verde sempre, e ci riporta nuovamente all'abito che poi troveremo completo al museo di Nuoro. La giacca, il giacchino su ciponi, qui non si discosta molto da quello che abbiamo trovato anche nei nostri cassetti, con questa sorta di manica lunga rimboccata sull'avambraccio, e praticamente la fodera interna non è altro che del brocato, poi tenuta ferma con 4 grandi bottoni in filigrana d'argento. Qui sono presenti e li ritroveremo appunto anche nell'ultimo esemplare che abbiamo trovato in zona. Anche qui adotta un fazzoletto di petto, una berra. Andiamo avanti. Qui c'è l'abito maschile. Riguardiamo il corpetto. È molto simile a quello dell'uomo di Villa San Pietro, è molto simile a quello del quadrone, e qui viene riproposto. Questa volta con una sorta di grande capotto. Grande capotto chiamato o Sereniccu oppure anche Gabano. Qui la bellezza del pittore ci fa capire che non erano dei tessuti semplici da adottare, ci fa vedere la lucentezza dei rivolti, della paramontura appunto della giacca, e ci fa capire che è un velluto di seta per la lucentezza dei profili. Ha una ganciera in argento appunto che serviva per tenere legato il capotto, e ha una bellissima camicia con un collo altissimo, con 3 file di bottoni, non si facevano mancare niente. Questo sicuramente era un benestante. Andiamo avanti. Ecco, qui non è molto chiara. Questa è un'immagine per farci capire pressappoco l'anno di questa vasca d'roggia che abbiamo voluto adottare, che badate bene abbiamo trovato qui a Villa San Pietro. Qui è un quadro del Marghinotti. Marghinotti veniva chiamato anche il pittore del re. Marghinotti, quando c'era Carlo Felice, c'era la corte Sabauda a Cagliari, era praticamente il pittore di corte.
ha fatto dei quadri meravigliosi per tutta la corte sabauda, ma anche scorci sardi. Questo è un dipinto del 1861-62 e rappresenta una festa campestre nella chiesa di San Lussorio a Selargius. Sono rappresentati, ripeto, se vi capita di andare a Sassari dove è esposto questo quadro, resterete meravigliati dalla particolarità dei colori degli abiti, è uno splendore veramente, vi invito ad andare a vederlo, dove sono rappresentati appunto questo ballo sardo e il pittore che tra l'altro si si autoritrae appunto sulla destra, che è quell'omino seduto a fianco a questa donna rossa, ecco quello lì, quello pallido, si ritrae appunto in questa festa campestre dove ci sono appunto i cagliaritani che banchettano. Ci sono dei selargini al centro della scena dove praticamente aprono le danze come padroni di casa, insomma il pittore gli dà questo onore, dove è rappresentata in questo caso un'amboddia, in questo caso una vascadrogia, delle stesse dimensioni e della stessa fattura. L'orlatura della seta in questo panno è la stessa identica di questa dell'abito selargino, quindi siamo nel 1861, quindi è da tornare indietro nel tempo e dargli una precisa datazione a questo genere di oggetto, insomma. Andiamo avanti, ecco, qui è rappresentato, qui è nei colori di verde e azzurro, però ha la stessa identica fattura. Andiamo avanti, ecco, sempre la stessa immagine, ecco, questo è il capo originale, quello che ci siamo trovati e che ci siamo voluti ispirare per la realizzazione. Irene diceva: Igna, ma è più bello l'altro di brocato? E dice: Lassa fai a me. Perché? Perché prendere in considerazione questo, che in effetti non è bello quanto quello di brocato o prezioso quanto quello di brocato? Perché questo è il più antico, è quello più archeologico, chiamiamolo così. Se avessimo trovato anche quello della vecchia di Pula con la balza ancora più piccola, avremmo ricostruito quello. Però questo ci è servito, poi vi farò vedere appunto nella vestizione e svestizione dell'abito l'importanza appunto del grembiule. Andiamo avanti, ecco, questa è l'altra versione, la versione più nobile, la versione più ricca, la versione anche più giovane. Questo è l'ultimo grembiule, subito dopo non c'è stato più niente. La massima crescita appunto dell'evoluzione di questa vascadrocia l'ha avuto questo qua, con il brocato. Ok, andiamo avanti. Qui ci troviamo invece quella parte che solitamente viene sempre nascosta da questi grossi fazzoletti, da queste giacchine, ma non era altro che il bustino che appunto teneva rigida e impalata anche la figura femminile, serviva appunto per aderire al corpo e dare sinuosità al corpo della donna. Quasi identico. Ecco, un altro particolare. Qui ci sono diverse scuole di pensiero. Perché questa coda? A cosa serviva? Allora, intanto, se troviamo una coda così, vedete quella parte in bianco, che non è altro che una tela grezza che fuoriesce dal brocato, e uno dice, ma come mai questa cosa? Cioè, deve fuoriuscire dalla gonna questa tela grezza? No. Questo serviva praticamente per non sprecare tessuto, andava all'interno della gonna in modo che aderisse tra la gonna e il corsetto. È la stessa cosa che succede
se siete esperti per quanto riguarda il capo maschile del costume di Samugeo. Vedete questa parte quasi scozzese, e uno dice ma tutto questo tessuto ricamato e poi questa parte di tessuto scozzese, perché quello andava all'interno. Molti ancora non l'hanno capito e continuano a portarlo fuori. Andiamo avanti, ecco, questa è sempre la bellezza di questo brocato a gravellosu. Questo è un altro ancora. Qui è stata scoada, praticamente gli hanno tagliato la coda ed è diventato un corsetto comune. Andiamo avanti, eccolo qua. Vedete che praticamente gli è stato levato la coda. Andiamo avanti, questo è un altro ancora, poi sono tutti esposti lì, si possono visionare. Un'altra particolarità. Molti pensano che sia un vezzo quello di abbellirli con queste paillette quasi da Moulin Rouge, invece no, anche allora il vezzo delle donne faceva sì che usassero questi dischetti di metallo e non in plastica, di metallo, che servivano appunto a dare lucentezza al capo, quasi contornavano i fiori appunto per dare il risalto al capo, e molte volte, specialmente adesso, grazie a questi dischetti hanno fatto sì che il tessuto non si deteriorasse e hanno preservato appunto il brocato. Andiamo avanti, ecco, questa è un ciponi visto praticamente non indossato, queste maniche quasi a croce così, con questi appunto, come vi dicevo, questa manica che non è altro che una manica lunga rigirata sull'avambraccio, rivoltata sull'avambraccio, e la fodera non è altro che invece impreziosita dal brocato e servirà appunto per dare bellezza al capo. Andiamo avanti. Finito. Ok. Allora, adesso io vorrei passare le varie varianti di come indossare quest'abito. Allora, no, guarda, tanto mi sentite, sì, cercherò di essere... Allora, le varianti. Qui, come lo vediamo confezionato, come lo vediamo indossato, ha uno scialle seda che non è altro, si sente. Allora, non è altro che su scialle seda che abbiamo visto nelle diverse fotografie. Adesso con la... Allora, la stessa foggia la facciamo diventare un pochino più importante, semplicemente cambiandogli Savascavroja. La differenza di quell'antico, come ci siamo ispirati alla ricostruzione. Abbiamo preso questo come esame. Ok. Io prenderei questo, ma ho paura quasi di toccarlo perché è una sindone. È molto rovinato, quindi andrò a riprendere una ricostruzione.
sul tavolo. Anche quello scialle è brutto. Vero? Peccato la gonna che non fa. Avresti messo una gonna antica. Qui è rappresentato, come vi facevo notare prima, con uno scialle chiarissimo. Qui ne ho adottato un altro, anche questo è dello stesso periodo, appunto con questo scialle di setta chiaro. Mi raccomando, il fazzoletto è sempre annodato, e una particolarità è anche il modo di annodare il fazzoletto, questa sorta di cravatta che gli dava importanza e restava quasi un papillon. Anche questo era molto importante, guardare le fotografie che abbiamo a disposizione per capire come vestivano. Guardate anche un'altra cosa, la particolarità, l'altezza e i volumi che gli dà lo scialle. Guardate l'immagine della foto. Evitate assolutamente questo appiattimento. Gli antiche lo sapevano benissimo che dare questa sorta di cresiedda, come lo chiamavano, serviva per dare altezza quasi, dava slancio alla figura del viso. È importante anche questo. Adesso cerchiamo di dargli il massimo del gala, chiamiamolo così. Un'altra cosa particolare che non si nota solitamente, ma la donna ha sempre i capelli raccolti. Quindi è importante che abbia sempre una sorta di cuffia. In sardo veniva chiamata sascruffia. L'ha fatta come lui. Che brutta questa zona. A Luisa non piace.